Buonasera, ben tietas a Novis. All'estate condannata a 7 anni di reclusione Dimitre Traikov, l'automobilista che ha chiappato sotto le due cugini Venetis, Sara Rizzotto e Jessica Fragasso ai 30 di gennaio di Lung della A28. L'uomo di 61 anni era da ora viaggiato a 180 km orari e da ormai dopo l'incidente era schiampato, venendo chiatato qualche ora dopo a Chiasessò. Traikov aveva scelto il rituale scurtato con dunque un massimo di pene ridotto di 2 terzi. L'accusa aveva domandato a 7 anni vot mese, pene riduciute dal giudice che ha diavato l'aggravante dal stato di ebrietà. Sconcerte tra le famiglie delle due vittime che aspettavano una pena più pesante. A sono mortes 2 persone, se 7 anni non sono una pena sufficiente, ha commentato fuori de aule la nonna delle due cugini. Assistà anche Cerint, l'uomo di 55 anni albanese che era la ferita 3 persone sin dal corso di dos barufes a Bibione. I carabinieri di Puarta hanno diffonduto le foto dall'uomo che alla prima tratta un uomo di 30 anni ferito al chiaffar, dopo colpì un uomo di 60 anni di Tisane e un altro cittadino albanese. L'uomo, dopo i 2 episodi, si è dato ai fuite ed è rintracciabile per sfuarci dall'ordine. New peak da infezioni di Covid in regione. In questi ultimi 24 ore sono venuti su 2044 positività di poco manco di 10.000 tampons faz. Non si passava in 2.000 casi in una D dai voti di febbraio passato. Quasi metà dai casi di UEA sono stati rilevati in provincia di Udin. Vot un manco di ieri le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che i pazienti in che altri reparti sono 159. Non è stata nessuna vittima in regione in questi ultimi 24 ore con Covid. Il problema dal secca resta sulla tavola della regione in speranza che le precipitazioni puedan molestare la situazione da una nuove bocchiate a famiglie e agricoltori. Il chiave di protezione civile nazionale l'ha visitato questa mattina la sede dell'OGS a Trieste, commentando che il stato di emergenza è una decisione che ha dichiappato il governo. Stiamo lavorando con le regioni, alla ditta Curcio, per definire misure di chiappare in queste situazioni. No, tanto che protezione civile può intervenire in materia di emergenze, ma risposte strutturali avanti là delle nostre competenze. E proprio per il grande chialt si aspettano in questi ore temporali sulle nostre regioni, in particolare sulla fascia alpine e prealpine, con ploie, aer e in qualche caso anche tempestadi. Alle stato mandatato un stato di allerta di colore giallo, da 6 di UEA, di domani si potrebbe verificare temporali locali in Mont, con un'intensificazione dei fenomeni in forma di temporale anche violenza di notte e di mattina di domani. Dopo più di 20 anni di abbandono, le aree ex Dormish a Udin si prepara e si tornate a città. È stato presentato questa mattina al Marchia del Pesce il progetto di riqualificazione di 25 milioni di euro finanziato dal gruppo Danieli. Si chiamerà Corte di Puarte Villalte, all'ospiterà di la nuove sede del Miz Academy Udin, anche spazi pubblici dedicati a avvenimenti e ristorazione. L'obiettivo è di accettare i Prince Students per l'inviamento dell'anno scolastico dal 2024. Un'opera importante citata, l'ha detto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che permetterà a Udine di tornarsi appropriati di 6 spazi abbandonati di tempo. È stato presentato un progetto, un lavoro importante per l'ex Dormish. Sì, un progetto bellissimo che recupera un posto che era stato abbandonato di tanti anni, l'è abbandonato e la Danieli, grazie all'idea dell'ingegner Benedetti, farà una scuola dedicata al MIZ, all'Istituto Superiore Post Diploma, è un lavoro interessante che recupera un posto abbandonato per fare una scuola, per fare un look anche di incontri per gli studenti, o sia a contatto con il centro studi, quindi questo lavoro è fondamentale, non solo per recuperare un rudere, ma soprattutto per creare un spazio dedicato ai giovani. Una parte per scuole, ma una parte vierte per città.
Sì, Vierte per città perché sarà una place coviarte, in cui saranno anche dei ristoranti e questo è importante per l'EA, il centro studi con il centro storico. Quindi una bellissima idea di questo architetto Zito di Vignesia che ha fatto un progetto, un lavoro interessante anche sotto l'aspetto architettonico, un lavoro legato anche alle storie delle fabbriche di Dormis. Un progetto di 25 milioni di euro. Sì, 25 milioni di euro, quindi una cifra, un lavoro impegnativo che dimostra le volontà di Danieli, aiutare la città di Udine, aiutare anche la nostra realtà. Loro sono un colosso mondiale, però non si dismentono anche di fare interventi a pro della città di Udine. Io ringrazio veramente perché dopo aver recuperato il CSTL, dopo aver fatto un lavoro in Piazza Libertà, come stanno facendo un grande lavoro per recuperare un centro che è attualmente abbandonato. Ci farà il comune per viabilità? Il comune realizzerà le rotonde in piazzale Cavedalis, e come in pratica il semaforo lì che dirige il traffico, invece con la rotonda sarà un traffico un lavoro più scorrevole e anche un traffico in funzione anche di queste nuove aree che vengono recuperate. Aspic alla Viertun, Nuf, centri di scolte al centri commerciali Cittafiera di Udine, alle drecciata cui che il CIR support psicologico, non sa presente il presidente di Aspic regionale, Anna Degano. Aspic alla pensata di sistemarsi anche qui a Cittafiere. Sì, al Cittafiere, perché è un centro, è una gorà, è una place il Cittafiera, al samè ai nostri paesi. E come in tutti i paesi, alle tutte, il negozio piuttosto che la farmacia e alle anche l'associazione piuttosto che il volontariato. Noi abbiamo deciso di venire qui per sei pidogni alla Int e dà un servizio, un supporto alle persone dal punto di vista psicologico, umano, relazionale. C'è molto facino, c'è darino come servizi. Daremo l'ascolto, il supporto, attivaremo anche dai gruppi di aiuto, automutuo aiuto, l'aiuto solidale tra le persone che sono anche in difficoltà, persone che hanno difficoltà particolari, o difficoltà per l'alimentazione, o difficoltà per l'educazione dei figli, o difficoltà della depressione, o le adis anche ad un modo di vivere che non è funzionale. Quindi saremo presenti per le dipendenze, noi contrastiamo e combattiamo la dipendenza e attiveremo anche seradi informativi, formativi sugli argomenti per svariare le as al sta ben e al mio sta. Via libera dal Consiglio Comunale di Udine a acquisizione dall'ex Cine Odeon di Heinz in stato di abbandono. L'edificio sarà ristrutturato e sistemato, vinto di rispettare il vincolo di destinazione di uso di spettacolo pubblico imponuto dal sovrintendente, si trasformerà in un centro di produzione culturale collegato e coordinato con le offerte di spazi per attività di spettacolo dal vivo, per attività espositive e per promozione delle progettualità delle imprese culturali e creativis. E anche per lo signotta le dute, vi ringrazio per l'attenzione. Mandi e arriviò di signovi saltone domani sera e sempre, e snovan col vinci.